Un cordiale saluto a tutti voi e se mi permettete anche questa settimana delicatamente in punta di piedi voglio entrare nelle vostre case per proporvi una nuova puntata, la nona di questa stagione di Target, il talk show su Televideo Agrigento in tutta la Sicilia. Lo potete seguire sul digitale terrestre, l'LCN 92 e naturalmente anche in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. Un interessante e importante punto di osservazione e di rilancio e amplificazione di quelle che sono le belle, piccole, grandi realtà del nostro territorio. Prima di iniziare voglio anch'io ricordare uno dei grandi del giornalismo italiano, proprio scomparso ora, Gianni Minà, grandissimo sia nella radio che in televisione, sia con le trasmissioni sportive che con quelle insomma di intrattenimento, famosissime le sue interviste con i personaggi più importanti del momento. Da attenzionare per quanto riguarda noi giornalisti quello che lui diceva: in un'intervista ricordatevi che c'è chi parla e quindi trasmette e chi ascolta e quindi riceve. Dovete coniugare queste due fasi affinché l'intervista vada bene e soprattutto ci sia comprensione da parte di chi ascolta e trasmissione da parte di chi è l'intervistato. Anche per questa puntata vi proporrò delle belle realtà del nostro territorio in diversi campi di azione e trascorreremo insieme, spero con il vostro gradimento, la nostra classica ora. Passo subito a presentarvi allora i miei ospiti. Iniziamo come al solito dalla mia sinistra, è con noi Lillo Montaperto, lui è il segretario regionale di AMSA FKT, è il sindacato degli studi medici ambulatoriali, datoriali di servizi. Continuiamo con Ilaria Bordenga, tra le tante altre cose, ma per il motivo per il quale l'abbiamo invitata, è un'attrice. Ecco, quindi qua sei nella veste di attrice. Continuiamo con Gianofrio Pagliarulo, lui è il presidente di Confartigianato Imprese Agrigento. E poi un gradito ritorno a TVA, il collega giornalista Francesco Di Mare. Buonasera. E a proposito di gradito ritorno, e qui insomma mi fa un po' vedere come avanza l'età, dicevo una canzone che i figli crescono e i papà imbiancano, e in questo caso insomma Giulia Letto credo che sia stata una delle mie prime ospiti tanti anni fa, adesso la ritroviamo nel suo splendore di mezzo soprano. Bene, questi sono gli ospiti e inizio subito con Francesco Di Mare. Domani che leggeremo a tua firma, Francesco? Magari solo il titolo, se lo hai già fatto, se lo farà il redattore. Insomma. Per ora è un periodo in cui mi occupo di casi relativi a detenuti che usufruiscono di permessi premio. Ah sì, lo abbiamo anche letto in tantissime testate. Anzi, a proposito, ti fa bene, ti fa piacere quando scrivono come scrive Francesco Di Mare sulla Sicilia? È una notizia copiata, rubata o è una cosa normale? Diciamo? Ma è sempre gratificante essere, diciamo, citati da altri colleghi. L'importante è che ci sia la citazione. Ecco. La citazione è anche un attestato di stima e anche di rispetto per il lavoro svolto dal giornalista di turno, cosa che non tutti purtroppo fanno al giorno d'oggi. Giornalista che insomma in questo momento è un po' un mestiere così, insomma. Diciamo, per noi poveri artigiani provinciali, ecco, magari per le grandi testate nazionali un po' meno. Per coloro i quali svolgono questo mestiere con scienza e coscienza è un momento certamente difficile. Per molti altri che purtroppo lo interpretano come un hobby, invece non è un momento difficile, è semplicemente un hobby. È uguale a quello che era prima. Assolutamente insomma. Sì. Per gli attori e le attrici è un momento bello di ritorno con il pubblico, Ilaria. Sì, diciamo che sono stata molto fortunata perché comunque non abbiamo mai quasi staccato l'attività, abbiamo ricominciato subito. Ci sono tanti colleghi che invece sono rimasti molto, molto fermi. Noi, devo dire, sul territorio abbiamo continuato a lavorare e quindi di questo sono molto contenta. Non sono così, come dire, rimasta distaccata dalla scena, per fortuna. Il pubblico agrigentino segue e ama il teatro?
Sì, credo che ami tanto il teatro, questa è la terra di Pirandello, di Sciascia, poi chiaramente ci sono delle particolarità rispetto a quelle che sono le grandi produzioni, le piccole produzioni indipendenti, e noi come diciamo teatro off, come Open Space Theater, in questo caso andremo a fare questo spettacolo al Teatro della Posta Vecchia, siamo diciamo delle piccole realtà, siamo quelle piccole chicche che invece hanno una loro grande importanza perché lo facciamo assolutamente in maniera indipendente, quindi diciamo riconosciamo che il pubblico ci segue, questo è diciamo importante. sì, è importante. Parleremo dell'ultima insomma produzione, dell'ultima opera. Lì l'ho aperto, ci dobbiamo preoccupare, non ci date più le prestazioni. Per chi non l'avesse seguito, il mese scorso, insomma dal 21 credo in poi, c'è stato uno stop delle prestazioni, laboratori di analisi, centri di riabilitazione, perché c'è un contenzioso con l'assessorato regionale, o siamo su una strada di accordo? Allora, intanto mi preme ringraziare TVA per l'impegno che profonde sul territorio, sull'informazione, che devo dire l'informazione io ritengo sia il cibo della società civile che vuole crescere. Cerchiamo di fare il nostro mestiere. Grazie ai giornalisti, grazie a Francesco Di Mare che non vedevo da anni, ma anche lui si è occupato delle nostre problematiche, e parlo di circa 20 e rotti anni fa, poi ci siamo un po' persi di vista, però dico, e quindi grazie a tutti voi perché date veramente un apporto di crescita, un valore aggiuntivo a quello che una società oggi vuole per riscattarsi. All'avvertenza. L'avvertenza, sinteticamente noi convenzionati esterni, quindi diciamo territorializzati sul territorio provinciale e regionale, fino al 2019 avevamo un contratto che era pressoché sempre limitato e quant'altro, però riuscivamo ad erogare delle prestazioni. Tengo a precisare che quando si parla di tagli alla sanità non sono tagli che vengono fatti al professionista sul territorio, ma sono tagli alle prestazioni, che significa mandare a sbattere un diritto alla salute. Dopo, io domani posso venire a farmi la prestazione? Allora, in atto oggi proprio c'è stata un'interlocuzione a Palermo in assessorato alla salute, dove ci sono delle aperture ancora molto interlocutorie che verranno messe su atti decretizi che verranno ufficializzati e che comunque sono sempre molto limitati. Se mi dai la possibilità poi dopo... Adesso subito, domani posso venire a fare... Allora, in atto dobbiamo dire che lavoriamo in 12esimi mensili su base annua. Su base annua, quindi diciamo, se il posto c'è, se non c'è... Poi vediamo. È stato molto... esaustivo. Sibillino. Confartigianato, imprese, una insomma, delle grandi e belle realtà nazionali, naturalmente anche ad Agrigento, il presidente Gianofrio Pagliarulo. Bella realtà anche ad Agrigento? Certo, Confartigianato rappresenta intanto un'associazione di categoria datoriale, rappresenta sul territorio quasi 1000 piccole aziende, perché noi rappresentiamo non solo gli artigiani ma anche micro e piccole aziende che hanno sino a 50 dipendenti e fanno meno di 10 milioni di fatturato. Consideri che la provincia di Agrigento in totale ha 35.000 aziende e solo 1000 superano 1 milione di fatturato, quindi potenzialmente le potremmo rappresentare tutte. Ma l'artigianato è ancora quello che manualmente insomma se ne sta nella sua botteguccia a guarda, fare le cose di nicchia, oppure è un artigiano che tende anche alla... Si tende a confondere. Noi infatti lo affronteremo poi meglio in una di queste trasmissioni che stiamo facendo, perché praticamente si ha l'idea che l'artigiano sia solo chi produce con il mestiere delle mani. In realtà non è questo. Oggi per esempio ci sono anche la maggior parte delle start-up innovative sono quasi tutte artigiane. Si sottovaluta questo. Immagini le nuove tecnologie, sono quasi tutti operatori artigiani. Quindi rimane la parola artigiano, però l'evoluzione è normale che ci sia. Bene, parleremo poi anche di questo format che avete preparato proprio per far conoscere diversi aspetti del mestiere di artigiano. Giulia Alletto, carissima, avevo ragione all'inizio dicendo che forse sei venuta circa 10 anni fa, qui quando eri proprio una ragazzina. Intanto ci tengo a dire che per me è un piacere e un onore essere qui oggi, grazie per avermi invitata.
Sì, sono passata da queste parti quando avevo appena 15 anni, ad oggi ne è passato di tempo e per me, ripeto, tornare qui è sempre una grande gioia, un'emozione. Parleremo di questa tua esperienza, insomma, che magari dal canto iniziale, come tutti fanno, insomma, infantili, poi si è passati al professionismo, quindi anche allo studio, a quelle che sono, insomma, tutte le tappe che una professionista poi deve fare, fino ad arrivare al canto lirico mezzo soprano, perché è un impegno importante. È un percorso che si fa con il tempo, con la passione anzitutto che ci deve per forza essere, poi pian piano con lo studio, con l'impegno, con tanto sacrificio, poi con gli studi per l'appunto classici in conservatorio, poi si raggiungono insomma dei piccolissimi traguardi, se così vogliamo dire. Di tutti, anzi la tua carriera insomma è in crescita e sicuramente sentiremo molto parlare di te. Ritorno a Francesco Di Mare perché insomma da bravo giornalista qual è, non solo di veline, anzi credo che Francesco sia, non per piaggeria, uno di quelli che le notizie se le va a cercare, insomma, o le trova oppure non le scrive, non c'è niente, e cerca che cerca, trova che trova, ha fatto anche il Monnezzaro, è andato in un centro di raccolta spazzatura e ha trovato un qualcosa di importante. Ci sveli com'è andata sta cosa, Francesco? Intanto ti ringrazio per il modo con cui hai impostato la domanda, che mi permette di chiarire un dettaglio importante. Non l'ho trovata io direttamente nella spazzatura. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'atto ufficiale, del certificato di donazione con cui Andrea Camilleri autorizzò il comune di Porto Empedocle a utilizzare appunto il nome Vigata sia nei documenti ufficiali che nella cartellonistica stradale. Questo documento, che in qualsiasi altra città del mondo avrebbe dovuto essere, diciamo, nella stanza del sindaco, invece come per magia è finito in qualche magazzino del comune, del municipio, e dal magazzino è stato trasferito in una discarica. Come scarto d'ufficio. Come scarto tra gli scarti. Nella discarica lavora un mio amico, il quale mi ha informato di questa incredibile scoperta. L'intuizione del giornalista. Mi hanno segnalato questa lettera, questo atto ufficiale, io mi sono immediatamente sdoppiato nella veste sia di giornalista che di cittadino empedoclino, perché soprattutto da cittadino empedoclino non era possibile concepire un simile scempio della memoria del paese, e quindi ho messo in contatto il titolare della discarica con il sindaco di Porto Empedocle. Si sono raccordati e io stesso mi sono fatto, come si dice, parte dirigente e ho riportato l'atto al comune. È una notizia che in gergo si chiama scoop, nel senso che era solo tua ed è solo tua, e poi è stata ripresa anche da testate giornalistiche nazionali, sia di carta stampata che radio-televisive. Diciamo che sono quelle... Anche perché era importante, dai. È stata è una vicenda, perché è ancora in evoluzione, una vicenda che certamente ha scosso un po' le coscienze e che testimonia come molto spesso il nostro patrimonio culturale venga realmente messo da parte, addirittura proprio in un magazzino, ecco, proprio come si dice, la concretizzazione di questo concetto. Io, facendo una battuta, leggendo proprio questo tuo articolo, dicevo, vabbè, ma Porto Empedocle ormai non si chiama più Vigata, anche il secondo nome è stato un po' messo da parte, dice, allora togliamo anche la carta. Sì, anche questo conferma come noi non riusciamo a sfruttare realmente le grandi potenzialità che abbiamo. Ad esempio Ragusa Ibla, per esempio, sul Vigata ha costruito le proprie ricchezze. Noi, pur essendo la città natale di Camilleri, pur avendo avuto anche l'autorizzazione a usare questa parola magica, non siamo riusciti ancora a sfruttarlo appieno. Ma io resto ottimista comunque. Beh, mi fa piacere, quindi adesso è nella stanza del sindaco e tutto a posto. Mi dicono che l'atto sia stato rincorniciato e a breve dovrebbe essere posizionato nella stanza del sindaco, anche se a quanto nei giorni scorsi scrissi un retroscena, c'è un'associazione empedoclina, l'associazione Oltre Vigata, che aveva sollecitato il sindaco con una nota ufficiale a esporre questo atto in una zona del municipio aperta al pubblico, in modo tale da renderla più fruibile alla popolazione, ai turisti, eccetera. Ma
ritengo che la prima soluzione sia quella più percorribile. Cioè Francesco, ti ricordi che oltre 20 anni fa anche tu insomma eri qui dentro? Sì. Io sono molto emozionato perché questa è stata un po' casa mia agli esordi. Io ho iniziato a fare questo mestiere proprio qui a TVA. Infatti ricordo Piero, il direttore Piero Ricausi, Arturo Cantella, te con qualche capello bianco No, io non in meno. Un'altra epoca, una bella epoca. E noi ci siamo sempre, e Target è uno di questi esempi. Ritorniamo ai nostri artigiani, dicevamo con il presidente Pagliarulo della nuova configurazione dell'artigiano, non più il manuale insomma, che fa le piccole cose, ma delle vere e proprie grandi imprese, che credo che siano la ricchezza del nostro territorio, Presidente. Sì, certo. Soprattutto, le devo dire, sono più diffuse nella provincia, cioè la provincia di Agrigento è molto più dinamica, effervescente del capoluogo, nonostante sia una provincia fatta di piccoli comuni. Noi abbiamo delle aziende che abbiamo conosciuto, delle aziende veramente interessanti, addirittura che esportano in 20 paesi del mondo. Sono piccole aziende che sembra assurdo perché siamo veramente distanti per infrastrutture. Che ci mancano le infrastrutture. Ci mancano le infrastrutture, eppure ci sono aziende che riescono a confezionare gli alici ed esportarli in 20 paesi del mondo. C'è un settore in particolare che diciamo, Guardi, emerge rispetto agli altri? No, non c'è un settore che emerge e questa è un'altra peculiarità, cioè non c'è un distretto, non si può parlare di distretto né industriale né artigianale, è invece proprio una frammentazione e alcune volte sono anche delle attività che si tramandano, questa è già la terza generazione, ci sono alcune da 4 generazioni. Molto interessante e secondo me, guardi, noi siamo andati un po' in giro per incontrare questi imprenditori e siamo stati noi stessi meravigliati di quelli che rappresentavamo, perché noi li abbiamo rappresentati solo a livello di sindacale, non li siamo mai andati a conoscere. Abbiamo fatto questa esperienza e quindi abbiamo deciso di raccontarli. Cioè vedere direttamente le piccole grandi realtà del territorio. Sì, anche perché passa un po' nell'immaginario collettivo l'immagine di una provincia seduta sul divano e poi invece si va in giro e si scoprono tante realtà efficienti, anche in settori particolarissimi. Noi abbiamo trovato per esempio a Sciacca delle aziende che fanno corallo dal 1800 e sono delle cose uniche. Per questo secondo noi va più visto il territorio. Un territorio che voi, come diceva, avete girato in lungo e in largo, chiedendo anche quali sono le esigenze dei singoli operatori artigiani. Certo, la maggior parte di loro, naturalmente, oltre ai soliti problemi che già si conoscono, che sono quelli infrastrutturali, c'è proprio un'esigenza di farsi conoscere sul territorio. Guardi, noi abbiamo trovato aziende che fanno lavorazione artigianale del legno che non sono assolutamente conosciute in provincia di Agrigento, ma esportano in tutto il mondo. Non sono assolutamente conosciuti. È proprio l'isolamento in cui si trovano questi da un punto di vista proprio di riconoscimento sociale. In qualsiasi altra parte d'Italia le aziende sono riconosciute, le aziende che sono sul territorio. Ad Agrigento sono snobbate. Ma di chi è la colpa? Sì, prego, no, lui è giornalista, quindi... Mi è scappato, scusa, no, prego, ma di chi è la colpa, tra virgolette, di questo isolamento, guardi, di questa mancata secondo me è più un fatto culturale, cioè si perde troppo tempo a parlare di solite cose ad Agrigento e si va poco in giro. Questo, guardi, noi abbiamo avuto questa esigenza di fare questo programma per portare all'attenzione del pubblico certo, queste realtà, ma anche per stimolare un po' l'interesse ad andare in giro e ad andarli a conoscere. Ha visto come l'orecchio del giornalista subito entra in sintonia, no? Ma anche il giornalismo, cioè si perde poco tempo a parlare di questo, cioè si va poco in giro
Forse perché non ci sono più giornalisti. E perché fa più notizie andare al tribunale, forse. Vabbè, Esatto, ma comunque sì. non addentriamoci in queste. Ma come il Confartigianato Imprese può aiutare, insomma, a colmare questo gap che Guardi, avete noi siamo, rilevato? innanzitutto noi come Confartigianato su Agrigento ci stiamo riorganizzando, perché veniamo fuori da un anno, da un periodo di commissariamento, e ci stiamo più dedicando all'attività di rappresentanza e meno all'attività di sindacato, perché noi siamo, Confartigianato è sia associazione di categoria datoriale, ma poi siccome rappresenta anche i dipendenti, i datori di lavoro, Certo, e anche l'attività certo, sindacale. la doppia veste. E noi ci stiamo più dedicando a questo, è un percorso naturalmente che stiamo intraprendendo, non sappiamo se avremo successo, però noi ce la mettiamo tutti. Visto insomma il suo impegno, la sua, credo che ci riuscirà. Poi parleremo di questo format che avete preparato proprio per dare conoscenza di quello che è il mestiere artigiano nel nostro territorio. Ilaria Bordenga, dicevo attrice, insomma, oltre che dottoressa, psicologa e tutto altro, magari forse la psicologia la puoi anche inserire assolutamente nel teatro? integrata, perché io sono un'arte danza movimento terapeuta, quindi diciamo che anche gli spettacoli che scelgo, che decido di mettere in scena, tranne che non mi chiamino da attrice, generalmente è teatro di denuncia, e nello specifico anche questo che stiamo mettendo in scena, chiaramente produzione della mia associazione che è Open Space Theater. Si chiama Coppia Aperta, anzi spalancata. Anzi spalancata, quasi spalancata, è uno spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, anche un po' sistemato dal figlio Jacopo Fo, che io ho avuto la fortuna di conoscere, perché Dario Fo e Franca Rame non sono riuscita a conoscerli, quindi, ma nella realtà dei fatti è uno spettacolo che è stato scritto poi interamente da Franca Rame, come disse Dario Fo durante i funerali, ed è uno spettacolo molto interessante. Intanto andrà in scena sabato 1 aprile alle 21 e la domenica il 2 aprile alle 18, è una pomeridiana al Teatro della Posta Vecchia. Questa bella chicca che abbiamo qui ad Agrigento, abbiamo anche avuto ospite in altre occasioni Giovanni Moscato, sì. Qui va il plauso veramente di tenere aperto, molto coraggioso, con un brevissimo attore che è il mio partner, il Coppio Aperto, che è Paolo Di Noto, e il nostro regista che è Camillo Mascolino, che è un attore del Teatro Stabile di Catania, che ormai è stabilmente qua e quindi che sta lavorando su diverse regie. Uno spettacolo interessante che girò per un po' di tempo in Germania, come era intitolato La Coppia Aperta, perché si parla tanto delle donne, e che poi andò in scena al teatro di Trieste, al teatro sloveno, dove nessuno andò. E allora Dario Fo decise di fare il suo exploit, praticamente il suo, uscì fuori cercando di agganciare completamente il pubblico, e poi invece andò in scena sempre nello stesso anno, nell'83, al Teatro Ciak di Milano. Si parlava tanto di coppia aperta e all'interno c'erano diversi spettacoli, tra cui c'era il testo dello stupro, che io faccio in legittima difesa di Ossier, che è uno spettacolo, un testo sulla violenza sulle donne, e poi Tutta casa e chiesa. Oggi esce fuori come La Coppia Aperta, anzi spalancato, quasi spalancata, e diciamo che non è in difesa della coppia aperta, ma invece in difesa della parità tra l'uomo e la donna, in quel caso, in quegli anni, oggi tra i partner in generale, come pari opportunità, ecco. E quindi invito tutti a venire a vedere lo spettacolo, che non parla solo di tradimenti. Io leggo qua, non so se è vero, insomma l'ho preso un po', amori paralleli, tradimento consensuale, amore libero e privo di possesso, diritto e desiderio sessuale, cessazione della gelosia. Qua è un trattato. Ma negli anni 70, tu sai perfettamente, i Figli dei Fiori si parlava tanto di amore libero. Oggi culturalmente qui diciamo che in Italia è molto difficile attuarlo, ma se tu vai a New York, io sono stata a New York negli ultimi anni anche per degli spettacoli, e mi parlavano proprio della coppia aperta, cioè le persone che tranquillamente non sono sposate o sono
sono fidanzate ma che frequentano liberamente altre persone. Nel nostro territorio sarebbe molto difficile attuarlo. In questo caso qua si parla proprio della disparità tra uomo e donna. Io chiaramente non voglio spoilerare il contenuto dello spettacolo, ma sicuramente c'è questa libertà del coppio aperto che tranquillamente si concede tante donne, che questa povera Antonia, che è diciamo la protagonista, rimane, come dire, vincolata e dipendente, come per retaggio culturale noi donne abbiamo, che tuttora ci portiamo dietro, che però si prende la rivincita alla fine. E quindi è uno spettacolo che invito a vedere non solo per le donne ma anche per gli uomini, per riflettere rispetto alla libertà che a volte si pensa di potersi concedere, ma nella realtà dei fatti poi quando si tocca il sentimento e là invece diventa un problema. Sabato 1 e domenica 2 al Teatro Postavecchia. Sapete, ci sono pochi posti al Teatro Postavecchia, quindi subito andate a prenotare il vostro posto, perché da come ci racconta Ilaria, insomma, sarà veramente, saranno 2 belle serate. L'allestimento scenico lo cura Donatella Giannettino, e poi vabbè abbiamo tutto l'entourage del Teatro della Postavecchia, Toni Bruculeri, le luci, insomma, e tutto il resto. È sempre un lavoro di squadra molto bello e molto interessante nella creazione, in un parto di uno spettacolo. Vi aspettiamo allora, anzi vi aspettano loro al Teatro Postavecchia. Continuiamo con Giulia, dicevamo questa sua, diciamo, avventura come voce lirica. Quando nasce questo percorso, cioè questa deviazione nella lirica, Giulia? Allora, diciamo che dentro di me c'è sempre stato un po' di canto classico. Da sempre ho cantato pop rock, però poi ad un certo punto della mia vita, affascinata sempre dal mondo operistico e quant'altro, ho deciso, in comune accordo appunto con i miei genitori, ho detto io voglio iscrivermi in conservatorio. Allora lì una preparazione, guardi, non indifferente, perché comunque c'è un test di ingresso, esattamente, al conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, dove poi sono entrata all'età di 16 anni, poi successivamente mi sono laureata, insomma, con il massimo dei voti. Poi ho deciso anche di specializzarmi sempre nel settore appunto del mondo lirico, e successivamente ho deciso anche di fondare nel mio piccolo, insomma, un'associazione no profit, affinché, insomma, si possano avvicinare più giovani al mondo della musica. E mi creda, ce ne sono tantissimi ragazzi piccoli. Musica, diciamo così, quella magari un po' più esatto, facile, assolutamente, no? Abbiamo il canto pop rock, che comunque è gradito dai ragazzi. Esattamente. Clerici, oppure Gerry Scotti, esatto. Forse è più facile questo approccio. È più facile, ma allo stesso tempo complicato per certi versi, perché comunque anche lì richiede una costanza, uno studio. Devo dire che nel nostro territorio la devi avere, oltre che sì, naturalmente c'è assolutamente e studiare, l'impostazione ci deve essere. Poi naturalmente studiando si possono raggiungere tantissimi obiettivi da un punto di vista di note, per tale ragione che io invoglio tutti i ragazzi, sempre, per chi ha una dote, una passione innata, sempre di avvicinarsi al mondo del canto, della musica in generale. E devo dire che nel nostro territorio ci sono tantissime voci, una più bella dell'altra. Ad oggi mi trovo anche a collaborare con la scuola di musica Gaspare Nigro di Bivona, anche lì una realtà meravigliosa, e siamo convenzionati con i 2 conservatori, Scarlatti di Palermo e Arturo Toscanini di Ribera, e devo dire che lì si respira musica a 360 gradi. Noi, insomma, ti abbiamo anche invitata naturalmente per invogliare, per parlare, per spingere anche, come dicevi tu, i ragazzi e le ragazze che hanno questa passione ad andare avanti. Il tuo percorso è stato facile, difficile? Magari papà o mamma ti volevano dottoressa invece che cantante lirica, oppure c'è stata una simbiosi, insomma, unità di intenti? Devo dire che loro mi hanno sempre appoggiata in qualsiasi decisione, in qualsiasi scelta. Ad oggi comunque il conservatorio è una laurea magistrale a tutti gli effetti, quindi anche perché con il nuovo ordinamento, con le nuove riforme, non si studia soltanto il canto o il pianoforte, ma studiamo psicologia, pedagogia, antropologia musicale, quindi sono
tantissime materie che poi formano l'individuo affinché poi c'è l'approccio verso l'insegnamento. Poi fai la cosa che a te piace di più, insomma, che è il cantare. Assolutamente, quindi... quella è un'arte e una passione, tant'è vero che poi la mia associazione, che è No Profit, si chiama appunto Vissi d'Arte. Vissi d'Arte è un titolo che dice tutto, un nome che dice tutto, tratto appunto dall'opera la Tosca. Ho voluto estrarre appunto questo nome dall'aria appunto che dice Vissi d'Arte e Vissi d'amore, no? E quindi la musica è questo. Di estrazioni, naturalmente volevamo farti esibire qui, naturalmente, ma perché ci sia un impianto vocale non ci permette di fare delle cose in grande, però a proposito di estrazione siamo andati a cercare un po' negli archivi e abbiamo trovato qualcosa di una tua partecipazione a Mezzogiorno in Famiglia nel 2019. Esattamente, lì praticamente è una trasmissione di Michele Guardì dove ha visto coinvolti tantissimi paesi di tutta Italia e in quel periodo, nei periodi di marzo e aprile, è stata coinvolta proprio Porto Empedocle. Io orgogliosa sempre del mio paese perché è un paese affascinante. Sei paesana di mare? Assolutamente sì. Non ho nessuno. E quindi devo dire che è stata una bellissima partecipazione, abbiamo conosciuto tantissime persone del mondo dello spettacolo e non solo, molto 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 piacevoli. Com'è finita, un privilegio. Giulia? No, è andata bene, abbiamo vinto, ecco. Poi siamo andati avanti, infatti poi c'è stata un'altra puntata. Ci auguriamo comunque adesso con questa bella ripresa post pandemia, post Covid, insomma, che possiamo ritornare alla grande, noi musicisti, noi artisti appunto, anche in teatro. Devo dire che proprio quell'anno per me è stato un anno meraviglioso perché poi mi sono ritrovata ad interpretare Flora in Traviata e al Teatro Antico di Taormina, un'altra esperienza meravigliosa che desidero tantissimo rivivere, quindi io mi auguro che adesso riprendiamo assolutamente alla grande. Molte interpretazioni riservate al mezzo soprano, insomma, come personaggi della lirica, sì. Sì, assolutamente. Poi ovviamente la Carmen di Pizza, quello è uno dei personaggi per eccellenza che mi auguro, perché no, magari prossimamente verrò qui a raccontarglielo. Perché no, te lo auguriamo. Ritorniamo con gli ambulatori, insomma, perché gli ambulatori privati forniscono il 75% delle prestazioni complessive in Sicilia, quindi immaginate il problema se in realtà la loro agitazione si tramuta in sciopero, si tramuta in chiusura di quelle che sono le prestazioni riservate ai cittadini con la ricetta, che chiamano così, con il pubblico, sarebbe veramente un guaio. Ma perché si arriva a questo scontro? Intanto bisogna precisare, sempre a nome della pura informazione. Allora, il sistema sanitario è composto, o meglio era composto prima dal pubblico e dal privato. Oggi non si osa dire più privato perché con la 502 del 99 e con la 229 del 99 il pubblico e il privato è stato equiparato, per cui si parla di interazione tra soggetti erogatori pubblici e privati ma sullo stesso piano. Ovviamente per legge, come sappiamo però in Italia e finalmente a maggior ragione in Sicilia, per reminiscenze storiche di territorialità o quant'altro di pensiero, spesse volte queste cose vengono, come dire, vengono anche meno o quantomeno si disattendono. Quindi diciamo, fermo restando che il pubblico e il privato siamo sullo stesso piano, però sostanzialmente da chi deve o meglio dovrebbe come dire, garantire le prestazioni secondo quanto sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione, forse spesse volte perde di vista che tre pilastri fondamentali di una società che vuole definirsi civile non possono essere abbandonati e sono in prima istanza ovviamente la salute, quindi la sanità, migliorando il pubblico, ottimizzando il privato, la pubblica istruzione e la solidarietà sociale. Però chi è ben dotato di vista ovviamente nel vedere il territorio, nel vedere soprattutto lo spendimento della politica che dovrebbe essere lo strumento nobile di chi deve esercitare il proprio ruolo nel mantenimento di questi requisiti che servono a dare il giusto riscatto alla collettività, perché oggi tutti ci definiamo civili, società civile, società occidentalizzata, quando realmente poi nella sostanza vediamo persone che non si curano perché vengono meno quei percorsi giuridici
per tortuosità o per altro, o per sprechi, o soprattutto anche per sprechi. Ma perché per cui dico, il cosiddetto privato allora, allo scontro con la regione? Lello. Allora, lo scontro sicuramente non lo creiamo noi professionisti del settore privato della sanità, assolutamente, o del settore, per meglio dire, accreditato oggi, per utilizzare un termine nuovo, un termine diciamo moderno. E tutto nasce da che cosa? Il pubblico ovviamente, per come dicevi bene tu, non è in grado di poter erogare le prestazioni in termini sia capillari sul territorio e sia anche come risorse come dire, professionali. Ne abbiamo esempio, tu vai a fare una colonoscopia, ti prenotano per il 2020. Ma assolutamente sì, dico, quando realmente ci si potrebbe veramente interagire, ma ci sta provando, si ci è provato prima, però purtroppo per le elefantiache dinamiche della burocrazia, che spesse volte non si assume la responsabilità nel disporre i giusti percorsi, o per chissà per quali occulti motivi si fa sempre ostruzionismo, quindi a questo punto si creano le liste d'attesa e chi paga il conto è il soggetto che sta chiedendo una prestazione sanitaria. Entriamo nell'occiolo. I cittadini lo devono capire. Ma qui dopo 3 anni sono stati emanati atti decretizi privi di logica, che portano a tagliare il budget alle strutture, e quindi le strutture che fa? Tagliano i servizi? Esatto. E questo è il succo, diciamo, esatto. Nello specifico, dopo il periodo pandemico, quindi l'ultimo contratto budgettuale è stato sottoscritto tra le parti nel 2019, quindi nel 2020 sappiamo come sono andate le cose, ad oggi vengono emanati gli atti decretizi dove realmente vengono con delle formule astruse alfanumeriche, non si capisce secondo quale logica, viene tolto al grosso per dare al piccolo, o quantomeno non vengono tenuti in considerazione i veri bacini d'utenza. Quindi, secondo una formula alfanumerica, che l'825, che è l'ultimo decreto che è stato emanato a settembre ultimo scorso, mette in discussione la storicità delle strutture, mette in discussione i bacini d'utenza, ma lascia perdere la storicità della struttura. Ma il problema di fondo è che non si tiene conto del bacino di utenza che viene coperto da quella struttura. Mi spiego: se noi abbiamo ad esempio un bacino di utenza di un paese di 10.000 abitanti e quella struttura ha avuto un budget di X somma annuale, è chiaro che sta erogando prestazioni su 10.000 abitanti. Una struttura che fa capo invece su un territorio di 100.000 abitanti, ovviamente storicamente ha erogato un budget per un servizio su 100.000 abitanti. Su un modello, ripeto, su una formula alfanumerica spuntano questi decreti a distanza di 4 anni dove realmente non viene tenuto in conto della territorialità dove insiste la struttura, e vengono abbattuti determinati budget ad una struttura che insiste su 100.000 abitanti, viene tagliato il budget e viene favorita una struttura che magari insiste su 5.000 abitanti. Se una struttura può erogare 1.000 prestazioni l'anno, adesso ne deve erogare di meno. Esatto, però voglio dire, per carità, io non voglio essere, perché ovviamente rappresentando i colleghi piccoli e grandi come strutture e come territorialità, dobbiamo fare un discorso logico, esatto, un discorso logico e territorializzato. Soprattutto perché voglio sempre sottolineare questo aspetto, perché passa un messaggio falsificato. Il messaggio falsificato che passa è che noi siamo stati a Palermo a difendere un diritto dei nostri cittadini, perché oggi sono erogatore di prestazioni sanitarie, domani posso essere dall'altro lato come utente, è giusto, come paziente, per cui dico, nella sostanza siamo stati a Palermo, molte persone, voi avete fatto sciopero, avete chiuso le strutture perché non vi danno i soldi. Allora, non è così. Noi abbiamo fatto sciopero perché ovviamente in maniera retrattiva non potevamo sovraccaricarci o indebitarci su un taglio retrattivo, perché già parliamo di prestazioni svolte nel 2022 e mi fai sottoscrivere un contratto nel 2023 retrattivamente. Poi saranno gli avvocati a stabilire se il contratto sottoscritto a posteriori di prestazioni già erogate, prestate, quindi dipendenti pagati, materiali di consumo, attrezzature messe a disposizione dei pazienti, quindi retrattivamente l'abbattimento. Però devo dire che onestamente ad oggi c'è, ripeto, per come dicevo in apertura, il tavolo è aperto, ci sono delle aperture da parte dell'assessorato alla sanità,
ci sono delle aperture su come eventualmente poter raschiare un po' la pentola per poter colmare la situazione, che sicuramente non sarà colmata del tutto, però sai, alla fine meglio accordo macro che sentenza grassa. Però dico, nella sostanza, e infatti voglio dire appunto questo, l'appello che mi permetto di fare alla politica, perché poi è la politica che realmente deve intervenire, perché la politica deve avere il coraggio o di dire realmente non facciamo più sanità pubblica, manco privata, quindi passiamo all'assicurazione, a un sistema diverso, a chi ha soldi campa, chi non ha soldi può morire, non ce ne frega niente, ma che abbia il coraggio di dirlo al territorio, o quantomeno uniformare, sederci seriamente attorno a un tavolo, fare uno studio capillare del bacino d'utenza, uniformare uno studio epidemiologico anche per capire quali sono le esigenze oggi, perché purtroppo c'è di prestazioni, capire con lo studio epidemiologico su quale diciamo, patologie puntare, allora sì, allora viene fuori veramente una bella realtà della sanità, perché noi abbiamo un sistema sanitario nazionale e quindi piramidalmente anche regionale che devo dire è straordinario, è nobile come sistema, però purtroppo viene calpestato quotidianamente. Si legge anche sul... ma è giusto, poi viene calpestato perché con questi sistemi non vengono garantiti nemmeno i LEA. I LEA sono i livelli minimi essenziali di assistenza, per cui dico, se non riusciamo a garantire, non possiamo metterci la medaglia al petto per dire facciamo prestazioni sanitarie. E poi voglio precisare anche un altro aspetto, sì. Quando dici tu mi dedichi un'ora di trasmissione, perché c'è tante cose da dire, ma a beneficio veramente, ad esempio dico, ci sono realtà, ad esempio, parliamo con l'editore e col direttore, di dedicare un'ora almeno pure, con un contraddittorio, ma io sono disposto ad invitare l'assessore ma il livro è con un contraddittorio, anzi colgo l'occasione per invitare il nostro commissario straordinario nella persona di Mario Zappia, persona eccezionale, capace, ed eventualmente dico, anche perché a breve interessa a tutti, a breve io farò una nota al dottore Zappia per un confronto sindacale, cosa che è venuto meno negli ultimi 4 anni con la pandemia e quant'altro. Target è solo, diciamo, per dare ci mancherebbe altro, non sto dicendo questo. Magari qua c'è Francesco Di Mare, che poi avremo modo con Francesco di riprendere un articolo su questo. E a proposito, scusa Peppe, volevo precisare un'ultima cosa, poi chiudo, non vado oltre. Sei stato molto lungo, dai. No, voglio dire questo. Quando l'assessore o chi per l'assessore o i funzionari dicono bene, visto che voi siete scontenti, noi potenzieremo il pubblico, devono mettere in conto tante cose, perché ovviamente il pubblico, il costo di una prestazione, almeno per farla buona e breve, è il doppio. Per cui nella sostanza tra pubblico e privato il costo di una prestazione erogata ad un paziente a parità di prestazione è sostanzialmente più del doppio, per cui quindi dico, se si vuole, a parte il fatto che non c'è la capillarità e il territorio che è coperto, al privato c'è anche un risparmio economico, ma questo sì, e questo lo stabilisce e viene sancito noi abbiamo un tariffario che risale al 2002 senza nessuna indicizzazione Istat. Prima ci riconoscevano fino al 2007 l'1,7% di Istat, come se fossimo, dico con tutto il rispetto, siete ancora fermi siamo fermi lì, non si parla di adeguamento, si parla di altro. È un argomento interessantissimo che, ripeto, coinvolge un po' tutti, ma il tempo a disposizione, quello che abbiamo, è questo. Ritorno a Francesco Di Mare, perché oltre a Camilleri, che è empedoclino, lui si è occupato anche di un altro empedoclino, e anche lì c'è lo scoop che, insomma, il segugio che sei riuscito a, poi oltre che naturalmente al personaggio diretto, ma è anche il problema che è attualissimo, ovvero quello del carcere duro, dell'ergastolo ostativo, che tu hai naturalmente indicizzato con la vicenda di Grassonelli, che dopo oltre 30 anni di ergastolo o avuto o avrà 12 ore di permesso. Sì, una storia che ci fa tornare indietro anche di diversi anni ai tragici giorni delle stragi di mafia in provincia di Agrigento e a Porto Empedocle in particolare. Giuseppe Grassonelli è stato, suo malgrado, mi viene da dire, protagonista di questa stagione terribile. Sta trascorrendo 30 anni, ha trascorso già 31 anni di carcere, molti dei quali al 41 bis.
ha conseguito 2 lauree ed è il simbolo di quel concetto di detenzione riabilitativa che in Italia sta prendendo sempre più piede. Ne ha parlato il collega Carmelo Sardo nel libro Malerba, Toni Trupia ha fatto anche un docufilm Ero Malerba, insomma, Esatto. attualissimo. Esatto, quindi è considerato un simbolo di questa rinascita che è possibile anche all'interno delle nostre disgraziate carceri. Carceri strapopolate, in condizioni spesso inumane. Grassonelli quindi ha ottenuto questo permesso che in un primo momento gli era stato negato, ma che poi a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione che ha intimato al Tribunale di Sorveglianza di Milano di rivedere un po' la situazione, e l'hanno rivista e hanno concesso queste 12 ore di permesso premio che verranno fruite da Grassonelli in questo momento non si sa quando, ma a breve. Forse almeno lo sapremo, insomma, se resterà in carcere, se verrà a Porto Empedocle, cioè se resterà nella città del carcere. Ma ovviamente per motivi di segretezza e di sicurezza sarà difficile sapere le modalità, magari conoscere le Francesco Di Mare modalità. lo scriverà dopo, è stato lì, ha mangiato in quel bar, ha preso quel cornetto. Ma non penso che sarà in questi termini, penso che sarà una cosa più blindata, più intima, perché purtroppo il passato, la storia non si può cancellare, quindi per una questione di sicurezza dello stesso detenuto e dei propri cari penso che sia... detto tra di noi, utilizzati. Ma le fonti non si rivelano neanche davanti al pubblico ministero, però ovviamente in ambienti giudiziari o comunque in ambienti legati al contesto in cui ci muoviamo, quindi queste sono le fonti che un giornalista che esercita questo mestiere, tu mi insegni, tu lo fai da più tempo di me, quindi... non da professionista, però, da semplice pubblicista. Da più tempo, però tu sei stato testimone di quella stagione terribile. Come no? Io ricordo all'inizio della mia carriera al giornale La Sicilia, ricordo i tuoi articoli su quelle terribili vicende. Le abbiamo vissute. Eri in prima fila con altri colleghi. Favara, Porto Empedocle, insomma. Quindi possiamo ben dire di essere stati testimoni di quella terribile stagione, e dopo 31 anni scrivere di queste storie, scrivere di queste vicende è anche un messaggio, vuole essere anche un messaggio di fiducia per il nostro territorio, che anche persone che hanno subito queste atrocità possano trovare un'occasione di rilancio, è un segno che può lasciare spazio all'ottimismo. E poi Francesco Di Mare, insomma, è un giornalista un po' particolare, no? Per esempio ha fatto anche uno sciopero in solitaria per vicende personali legate a contratti, eccetera, eccetera, però insomma è un ragazzo forte. Grazie per il ragazzo, sì, sì, è stato in questo momento chi svolge il nostro lavoro vive dei momenti molto difficili, proprio a livello anche, diciamo, di sopravvivenza. Perché ovviamente non tutti sanno ciò che c'è dietro un articolo, ciò che c'è dietro una trasmissione, ognuno di noi ha una propria storia personale, della quale ovviamente vi risparmio. Non ti anzi, sei spinto ad andare avanti. Ma la passione che guida un po' tutti noi in ogni nostra attività. E poi ti riconosco che insomma quello che tu scrivi sul giornale La Sicilia è solo di Francesco Di Mare, è solo sulla Sicilia, quindi... La scuola, ho avuto dei bravi maestri e quindi si cerca di essere rispettosi, di essere rispettosi soprattutto di chi legge. Sei stato un bravo alunno allora. Ritorniamo ai nostri artigiani, parlavamo con il presidente Pagliarulo di questo format che avete creato, che si chiama Mestiere Artigiano. Di che cosa si tratta? Noi abbiamo cercato di raccontare 10 storie. 10 storie di successo di artigiani e di piccole imprese del territorio, e il format dura 10 minuti. È abbastanza innovativo perché è praticamente diviso in 2 parti. La prima parte in cui si racconta la storia imprenditoriale, non l'azienda o i prodotti, ma proprio la storia dell'imprenditore, perché la cosa più interessante è quella. E poi una seconda parte in cui facciamo prendendo spunto dalla storia raccontata, facciamo delle interviste, 2 domande poniamo, e abbiamo scelto anche degli interlocutori che sono degli esperti del settore a livello nazionale, proprio per significare come
le aziende del territorio sono in connessione con il resto del paese, perché alcune volte sembra che siamo Agrigento, passa un po' per essere troppa periferia, cioè sembra il Burundi. E quindi noi abbiamo cercato di mettere in risalto questo, proprio per far vedere come in fondo le problematiche raccontate da questi imprenditori sono poi comuni in tutto il resto del paese. E questo dura appena 10 minuti, perché le cose non... Andrà in onda a partire dal primo aprile, sì. Ogni sabato qui da noi a TVA, subito dopo il TG, questi 10 minuti. C'è qualcosa che ti ha particolarmente colpito, Presidente? Sì, sono storie veramente molto interessanti, alcune veramente storiche, perché secondo me anche noi siamo rimasti diciamo abbastanza colpiti da quante generazioni si sono tramandate. E poi altri invece, una cosa interessante sono i giovani. Guardate, noi parliamo spesso dei cervelli in fuga. Io sono uno che per lavoro però giro parecchio e vi posso garantire che dovunque ho trovato italiani che poi non hanno avuto grande fortuna. Di quelli che ho trovato il 10% hanno avuto fortuna, il 90% fanno i camerieri a Londra, li avrebbero potuti fare qui in Italia. E invece ci sono dei giovani qui in provincia che si stanno reinventando, innovando completamente. Per esempio noi raccontiamo la storia di fotografi che hanno creato un'app e praticamente ora hanno 9.000 clienti fotografi in Europa e 42 milioni di fotografie, gestiscono 42 milioni di fotografie. Questo è un dato al 31/12. Sono di Agrigento, non li conosce nessuno. E non solo, loro stanno anche facendo un'altra cosa, cioè stanno attirando giovani laureati a Racalmuto. E quindi già ora il loro staff è passato quasi a 6-7 persone, tutte naturalmente laureate, alcune che vengono dal Brasile, ora non ricordo da dove, però sono qui e hanno deciso di venire a vivere ad Agrigento e sono degli attrattori di cervelli. Non ne parla nessuno. Quindi sarà molto interessante vedere questi brevi filmati, queste brevi interviste, insomma questo format di 10 minuti. Qualcuno potrebbe anche prendere spunto per reinventarsi. Certo, perché a volte magari copiare anche non è un peccato. Guardi, il nostro obiettivo sono esattamente due. Il primo è stimolare un po' la società civile agrigentina a conoscere di più la propria provincia, quindi andando anche in giro a conoscere queste aziende. E poi il secondo invece è stimolare gli imprenditori a raccontare se stessi, perché c'è anche un problema in questo senso, no? Molti che si preoccupano di raccontare, hanno paura a raccontare le proprie esperienze. Questo è un problema che bisogna superare. Abbiamo un promo di questo di questo format mestiere artigiano che vogliamo proporvi anche per farvi vedere, insomma, per capire di che cosa si tratta, se la regia lo può mandare in onda. La Sicilia non è una regione, non è neanche una nazione, la Sicilia è un continente. Ogni volta che svalichi vedi paesaggi diversi, scenari diversi, agricoltura diversa, ha delle potenzialità pazzesche. Ogni volta che vengo in Sicilia sto vedendo una nuova generazione fantastica che ha voglia di fare, ha voglia di esprimersi. Per cui sono molto ottimista per il futuro della Sicilia. Benvenuti. Questa è un'azienda che è nata a fine degli anni 50 del secolo scorso. Il tema di fondo, perché l'artigianato che ha un suo ruolo importantissimo. Oggi parliamo di un argomento caro a molti. Come coordinare tutti questi clienti senza fare brutte figure. Servirebbero politiche che facilitano anche attraverso dei marchi collettivi. Io ho riaperto l'attività di famiglie che andò chiusa qualche anno prima degli anni '80. Quello che dobbiamo semplicemente migliorare è la capacità di lavorare insieme. E quindi si affidano a me, alle mie mani e io cerco appunto di lasciarli contenti. La manualità, l'artigianalità sono il vero valore aggiunto che possono
arricchire i nostri prodotti. A questo punto si sono resi conto che c'era la necessità di creare un minimo di conservazione per questi prodotti. Posso dire no? Mestiere artigiano, allora da sabato prossimo, subito dopo il TG, per 10 sabato consecutivi. Presidente, Sì, no, solo in conclusione, scoprirete veramente delle storie bellissime e soprattutto degli imprenditori che sanno spiegare benissimo quello che fanno, cioè anche nel modo di parlare, l'evoluzione che c'è stata, no? Veramente molto interessante. li seguiremo sicuramente con interesse. Ritorno ad Ilaria, oltre alla coppia aperta, anzi spalancata, Ilaria Bordenga che sta facendo in questo momento? In questo momento sto lavorando tanto nelle scuole e chiaramente siamo in apertura dei prossimi laboratori teatrali, si spera, e proprio mi riaggancio un po' rispetto a questo spettacolo che stiamo andando a fare, perché tu mi hai detto ma tu fai anche la psicologa, sì, ma i miei due mestieri sono molto, molto uniti e in questo è proprio in coppia aperta, anzi spalancata, che non è una sponsorizzazione diciamo delle corna democratiche contro le corna classiche, ma proprio della disparità, della differenza tra uomo e donna nella libertà di prendersi appunto le proprie libertà all'interno della coppia. E mi riaggancio un po' al tuo collega giornalista che parlava proprio delle esperienze in carcere. Io ho lavorato per 4 anni in carcere come psicologo insieme a un altro mio collega e facevamo un laboratorio teatrale ed è stato molto interessante vedere, dopo 3 anni che lavoravamo con il gruppo diciamo esclusivamente di detenuti uomini, c'è stata l'esigenza, è nata l'esigenza e mi è stata chiesta, e io chiaramente ho accolto il tutto, di poter introdurre un gruppo di donne che hanno però assolutamente rifiutato. Solo 2 donne hanno voluto partecipare ed erano delle donne extracomunitarie, ma non mi ricordo adesso precisamente di dove, e a un certo punto una donna, dopo che avevo dato dei ruoli come diciamo attoriali all'interno dello spettacolo, una decise di non partecipare più, perché si era fatta fidanzata con un detenuto maschio. Chiaramente la possibilità di farsi fidanzate, siccome non potevano avere il contatto, mettevano le mutandine fuori per dire, e poi tramite delle lettere potevano fidanzarsi, e lei decise di non venire perché il fidanzato, che non aveva mai visto, aveva deciso che lei non poteva assolutamente salire sul palcoscenico. E quindi questo retaggio culturale che noi ci portiamo dietro, che anche per noi donne che siamo evolute e che comunque abbiamo costruito anche una nostra come dire, preparazione, noi ce lo portiamo dietro. Io lavoro con tantissime donne e si ritrovano sempre in queste dinamiche, quindi lui mi ha ricordato un po' questa situazione veramente paradossale del carcere, quindi pensiamo un po' a questa situazione. Io porto in scena questo spettacolo perché per me è importante perché tuttora c'è un alto numero di violenza sulle donne, non si è ridotto, anzi è aumentato paradossalmente, dovremmo essere in evoluzione, e in questa situazione infatti tuttora questo spettacolo nato diciamo negli anni '80 ritorna con una grande forza in cui c'è sempre questa disparità e questa differenza. Noi lo raccontiamo in maniera ironica, come ha voluto fare Franca Rame e Dario Fo, in maniera ironica, in maniera brillante, e si ride, ma si ride in maniera molto amara. Si riflette. Si riflette. Si riflette ridendo, allora. Ritorno a Giulia. Sì, un'ora, lo so, c'è il regista che mi fa i segnali, sì, stiamo arrivando. No, dicevo, ritorno a Giulia perché leggo tra le altre cose la presenza all'Accademia di Alto Perfezionamento del Teatro Comunale di Bologna e poi la tua partecipazione al Flauto Magico di Mozart, Voci in Barcaccia, concorso lirico su Radio Rai. Insomma, la no? No, quello non mi appartiene. Non ti quello appartiene? Lì. No. C'è stato allora un
un'intromissione su internet si trova un po' di tutto, però questa parte ho partecipato a tantissimi concorsi a livello nazionale, sono risultata idonea all'epoca anche per le provinciali, insomma, di Sanremo, ho partecipato al Tour Music Fest, ho fatto dei corsi di perfezionamento sia di canto pop rock che di canto lirico con il maestro Armiliato. Per quanto riguarda invece il canto pop, ho studiato con Cheryl Porter, che è una grandissima artista e che ad oggi lavora anche tantissimo con i social, e questo mi fa tantissimo sorridere, perché soprattutto nel periodo del lockdown ci sono stati tantissimi ragazzi che avevano proprio la necessità e la voglia di esprimersi, e lo facevano spesso attraverso appunto queste piattaforme digitali, e anche io personalmente, grazie insomma a queste piccolissime associazioni, queste piccole realtà, allora facevo da tramite insomma con questi ragazzi, come per l'appunto fa Cheryl, facendo degli esercizi vocali, insomma in qualche modo per tenere compagnia a questi ragazzi che avevano bisogno appunto di esprimersi, seppur all'interno delle quattro mura appunto di una casa, facendo musica. E questa è una bellissima cosa, e talvolta appunto i social, le piattaforme digitali servono a questo, servono a noi artisti per promuoverci, e servono anche in contesti come anche questi. Una piazza ampissima, insomma, assolutamente sì. praticamente infinita. Assolutamente sì, ed è molto bello questo. Quindi se guardiamo il lato piazza, positivo. Ritorniamo al mezzogiorno in famiglia. Devo dire che in quel periodo ho conosciuto veramente delle persone strepitose, magnifiche, veramente, anche Adriana Volpe, grandissima conduttrice, Massimiliano Ossini, anche il nostro compaesano, direi, siciliano, Friscia. Devo dire che sono state delle persone veramente delle belle persone, un bell'ambiente. Bene, tanti auguri, allora sicuramente verrai a raccontarci altre cose, non aspettare 10 anni però. No, i prossimi 10 anni no, speriamo in breve tempo di rivederci, perché no, magari dopo qualche altra opera al Teatro Antico di Taormina. Perfetto, bene, si conclude la nostra trasmissione e come al solito, più che ai nostri e ai miei telespettatori, lo dico ai miei ospiti, e quando i miei ospiti salutano non è che dicono grazie, arrivederci, sarebbe, Francesco, troppo riduttivo, troppo banale, non è il tuo stile, non è il mio stile, e quindi vi chiedo di farlo con, non lo so, un pensiero, una citazione, una frase, un qualcosa però di positivo che vi viene in mente, perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno, e io in particolare il mezzo, siccome è quello di sotto, me lo bevo tutto intero, perché il mio mezzo è quello che sta sotto. Grazie della presenza e partecipazione a Lillo Montaperto, segretario regionale AMSA FKT. Allora, io, come dicevo in premessa, auspico che tutti possiamo riflettere, ognuno per il nostro ruolo, per il miglioramento della condizione sociopolitica che stiamo vivendo oggi, affinché si possa veramente migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti, e non solo, ma su qualunque settore nell'ambito della società. Grazie alla nostra psicologa attrice Ilaria Bordenga. Intanto venite a teatro l'1 e il 2 aprile e invito il pubblico al teatro della Posta Vecchia con Coppia Aperta, anzi Spalancata, di Dario Fo e Franca Rame, e soprattutto venite a teatro, perché il teatro è un'arte magica e trasforma, quindi è importante andare a teatro. Grazie a Gianofrio Pagliarulo, presidente Confartigianato Imprese Agrigento. Sì, io vi invito a vedere il nostro format dal 1° aprile e scoprirete che Agrigento è una terra laboriosa. Grazie al collega giornalista Francesco Di Mare. Ma io mi auguro di scrivere notizie sempre più belle sul nostro territorio, pieno di eccellenze che, come diceva il dottore, devono anche imparare ad avere l'orgoglio di dimostrare di essere eccellenti, di farsi conoscere all'esterno, e in questo senso anche l'opportunità che si potrebbe aprire tra qualche ora con l'elezione della capitale italiana della cultura, che vede Agrigento in lizza, speriamo che possa essere un volano veramente per questa nostra realtà. Grazie alla nostra mezzosoprano Giulia Letto.
Grazie a voi. Io vorrei fare un appello invece a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando. Credete sempre nelle vostre passioni e nella vostra arte. Mi raccomando, non smettete mai di sognare e viva la musica sempre. Grazie ai nostri gentili ospiti per la loro presenza e partecipazione e grazie al mio gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.